pendolari sul piede di guerra, state organizzando un tavolo permanente per chiedere altri treni che con l'orario cadenzato sono stati tolti. Sì, vogliamo creare un tavolo a livello regionale a cui partecipino tutti i pendolari, tutte le associazioni di pendolari del Veneto per chiedere modifiche a questo orario cadenzato su tutte le linee che presentano criticità. Abbiamo già fatto diversi incontri con i pendolari di Vittorio Veneto, della Montagna, della linea Subassano e le cose si stanno muovendo. Chiederemo anche alla Regione un cambio di rotta, un miglioramento, un incentivo anche economico a favore del servizio ferroviario a discapito invece di quello su strada. Ecco, secondo una ricerca della Fondazione Pellicani sono ben 5.000 le persone che stanno soffrendo con il passaggio all'orario cadenzato a partire da dicembre, perché sono le fasce festive e quelle serali le più critiche. Esattamente, nel senso, secondo la Fondazione Pellicani sono 5.000 e sono concentrate nelle fasce serali, quindi quelli che per esempio non riescono a muoversi dopo le 22 a fare rientro a casa e quelli che magari il sabato e la domenica non riescono a giungere a Venezia prima delle 7 del mattino. Questi sono gli esempi nella nostra linea Venezia-Portogruaro. Abbiamo due criticità importanti, una è il fatto che da dicembre 2013 il treno di mezzanotte e 20 non esista più e sia stato sostituito da un autobus che chiaramente ha una capienza limitata di 50 persone e si è trovato diverse volte a dover lasciare a terra delle persone che non hanno potuto fare rientro a casa, immaginatevi dopo ore e ore di lavoro. Questo treno è importante e va ripristinato a mezzanotte e 20 come era un tempo, perché serve tutte quelle persone che lavorano nel settore della ristorazione, nel settore dei trasporti e devono fare rientro a casa, chiaramente verso il Veneto orientale. Inoltre abbiamo il problema che le persone che per esempio sono turniste o lavorano magari infermieri, dottori o persone che lavorano nel settore dei trasporti, nelle pulizie il sabato e lavorano sabato e domenica, chiaramente non possono arrivare a Venezia il sabato prima delle 7 e la domenica prima delle 7:30, eppure queste persone fino a dicembre avevano il treno che arrivava alle 5:25, che arrivava alle 6, il treno che arriva a Mestre alle 6:04 conta 70 presenze, da quest'estate verrà soppresso, non c'è il sabato e la domenica, eppure gli infermieri, i dottori, le persone che lavorano nei servizi lavorano anche il sabato e la domenica, quindi chiediamo, oltre al treno di mezzanotte 21 che venga ripristinato, anche il ripristino dei treni presto al mattino che permettano alla gente di arrivare a Venezia entro le 5:30, entro le 6, entro le 6:30. Inoltre questi treni servono anche a quelle persone che devono prendere magari le Frecce a Mestre per andare a Roma, a Torino, a Milano e sono costrette a muoversi in macchina perché non ci sono treni. Lo stesso la sera, l'ultimo treno che parte da Mestre per andare verso il Veneto orientale è alle 22:53 e tutti quelli che arrivano con le Frecce dopo alle 23:20 da Roma, alle 23:30 da Milano o con il regionale anche da Verona, quindi entro nella stessa regione Veneto o da Bologna, non possono più fare rientro in treno verso il Veneto orientale, mentre fino a dicembre questo era possibile, quindi noi chiediamo il ripristino di questi treni. Diciamo che ne va anche dello sviluppo di tutto il Veneto orientale, dove stanno fiorendo sempre più alberghi, no? Quindi togliere i treni nelle fasce soprattutto festive, nelle occasioni magari del carnevale o appunto dell'estate, che è l'alta stagione di Venezia, significa anche distruggere in qualche modo il turismo del Veneto orientale. Esattamente, cioè nel Veneto comunque non ci sono, cioè c'è crisi, lo sappiamo tutto, le aziende stanno chiudendo eccetera eccetera. Abbiamo il turismo che ancora regge per fortuna e non riusciamo a sfruttarlo, cioè mezzanotte 21 quest'estate sarebbe pieno, se qualora ci fosse, di turisti e persone che alloggiano anche nell'entroterra. A Quarto d'Altino c'è fuori dalla stazione un albergo piuttosto grandi, a San Donato ci sono diversi alberghi che chiaramente non lavorano per essere San Donato, ma lavorano su Venezia, sono in orbita con Venezia e quindi è impensabile che nel Veneto il turismo non sia incentivato. Lo stesso, cioè, è un problema che va risolto anche non solo per i lavoratori che chiaramente aumentano nel periodo in cui ci sono più turisti d'estate, ci sono sicuramente più persone che lavorano negli alberghi e nei ristoranti e ci sono i turisti, quindi va risolto, è un problema.